Amém? Invito a tutti per mettervi in posizione. C'è gente là, Clarinha? Se c'è, falla venire di qua. Amen. Come state? Bene. Glória a Dio, sono molto felice di essere qui oggi. Veramente per me è difficile mancare al culto, ma io so che tutto coopera per il bene di coloro che amano Dio, e quindi sono felice di tornare, sono veramente gioiosa di essere qui. Ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento e pregare al Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi ci mettiamo davanti alla tua presenza in questo momento, Signore, davanti al tuo altare, Signore, per ringraziarti, Signore, per la gioia di essere nella tua casa, per l'allegria di essere nella tua casa, Signore, perché, Signore, oggi è un giorno di festa, Signore, oggi è un giorno di gloria, un giorno gioioso, Signore, un giorno che la tua Chiesa può riunirci, Signore, per adorare il tuo nome, Signore. Spirito Santo di Dio, ti chiedo, Signore, di prendere cura di ogni persona che è qui, Signore, e che in questo momento, Signore, la nostra mente venga a svuotare di ogni pensiero negativo, Signore. Nostra mente venga, Signore, a liberarsi, Signore, di ogni pensiero negativo, Signore. Noi sappiamo che tanti pensieri, tante cose non ci fanno sentire la tua presenza, tante preoccupazioni, Signore, che noi mettiamo dentro la nostra mente, i nostri cuori, Signore, ma in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, Signore, libera la nostra mente, Signore. La nostra mente venga a essere preparata per adorare il tuo nome, Signore. Che la tua Chiesa, Signore, venga, Signore, posizionarsi come adoratori, Padre. Padre, ricevi, Signore, questo culto, Signore, che è guidato da te, Signore. Anche se noi siamo qua, Signore, il Signore ha totale libertà di agire in mezzo a noi, Padre. Che il tuo Spirito Santo possa guarire questa sera, che miracoli possano succedere, che meraviglie possano succedere, che la tua potenza possa essere sentita in questo luogo, Padre. Spirito Santo, sei benvenuto qui. Spirito Santo, fai ciò che vuoi in questa Chiesa, fai ciò che vuoi nella nostra vita, Signore. Ogni cosa che il nemico cercherà di fare per distrarre la tua Chiesa, Padre, cada per terra in nome di Gesù, Padre. Noi siamo qui per dichiarare che tu sei santo, noi siamo qui per dichiarare che tu sei degno, noi siamo qui per dichiarare che tu sei, tu è l'onore e tu è la gloria, Signore. Non siamo qui per altro, Signore, siamo qui per essere pieni della tua presenza, siamo qui per essere pieni della tua gloria, Signore. Signore, in nome di Gesù, Padre, che ogni cosa, Signore, che vuole portarci via dalla tua presenza, distrarci, Signore, allontanarci, Signore, cada per terra, nel tuo nome, Padre. La tua Chiesa ti adora, Signore, la tua Chiesa ti adora, Signore, la tua Chiesa ti adora, Signore, la tua Chiesa, Padre, ti adora, Signore. Noi vogliamo adorarti questa sera, è ciò che noi siamo venuti a fare in questo luogo, Signore. Signore, ricevi la nostra lode, ricevi la nostra adorazione, ricevi, Signore. Amen. Canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello. Puoi dichiarare? Cantiamo una canzone all'agnello. Non puoi dichiarare? Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone. Canzone all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come il Signore? Chi
non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Glória a Dio, alza il tuo mondo e adora il Signore, dichiara a Lui l'adorazione. Cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come il Signore? 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 Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Gloria, forza, onore, potenza. Gloria, forza, onore, potenza. Gloria, forza, l'onore, 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 potenza. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, lei è sulla terra e il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per Santo, 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 sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Alleluia. Santo Padre, Santo, Santo Padre. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Amém. La canzone che noi canteremo adesso si chiama Ravvivati. Ravvivati. Si chiama Ravvivati. E in queste 2 settimane che sono stata a casa io ho capito una cosa.
c'è niente che noi vogliamo, ravvivaci, ma noi non donniamo il nostro tempo perché il Signore ci ravvivi. C'è una cosa che i cristiani devono fare che è un processo semplice, che è quello di piegare le ginocchia, ma il risultato è un risultato straordinario. E noi pensiamo come pastori che noi non dobbiamo più dire questo perché è una cosa così diventata così banale nel dire che noi dobbiamo pregare, che tante volte noi pensiamo che tutti pregano, ma a volte noi vediamo che arrivano delle difficoltà, arrivano dei problemi che le persone pensano di lasciare il Signore e pensano che io, che la missionaria, che il presbitero e che il fratello possa riuscire a togliere lui, ma il Signore vuole che noi diamo il nostro tempo a Lui. Ognuno di noi darà conto di se stesso davanti al Signore. Noi siamo qua riuniti a lodare insieme, ma noi vogliamo questa canzone è una canzone che ci ravviva, che ci dà potenza, che ci dà gioia, che ci dà voglia di stare nella presenza del Signore. Ma non dobbiamo stare solo qua. Quando noi arriviamo qua, noi dobbiamo essere già una fiamma accesa nella presenza del Signore. Il Signore vuole il tuo tempo. Il Signore vuole che tu doni il suo tempo per stare nella sua presenza. Sembra qualcosa di semplice. È un processo semplice piegarsi ginocchio, ma io ti invito a vivere questo perché il risultato di questo è qualcosa di straordinario. Il risultato delle tue ginocchia che si piegano davanti al Signore è qualcosa di straordinario. E il Signore ci chiama per vivere questo davanti a Lui. E il Signore ti chiama per non aspettare noi, ma per aiutare noi. Il Signore ti chiama per questo. E quindi noi canteremo questa canzone. Ma non soltanto canteremo questa canzone, ma noi vivremo questa canzone. Noi vivremo questa canzone. Noi chiederemo allo Spirito Santo, Signore, che io possa uscire di qua consapevole, che sia oggi che io esca di qua consapevole, che non è solo nella chiesa, ma è un contatto giornaliero con te, è un'intimità giornaliera con te, è una ricerca giornaliera, è un piegarsi le nostre ginocchia tutti i giorni, è cercare un'intimità tutti i giorni, è vivere questo dentro la nostra casa, è vivere questo dentro la nostra famiglia, è vivere questo ogni giorno, è vivere questo. Cantiamo. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. Canti al Signore. Riempi questo luogo, ti diamo libertà, Spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai, compi ciò, ravvivaci, ravvivaci, vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai. Ravvivaci, ravvivaci, oh Spirito Santo.
luogo, riempi questo. Ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. Riempi questo luogo. Ravvivaci, ravvivaci, vieni fai ciò che nessuno fa, vieni fai ciò che non ho visto mai come ciò che è scritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. La terra chiama, oh, la terra. Vieni, vogliamo il cielo qui. La terra chiama, oh. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Vieni fai ciò che non ho visto mai, ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci, vieni fai ciò che nessun uomo può, vieni fai ciò che non ho visto mai come ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, vieni fai ciò che nessun uomo può, come ciò. Ravvivaci. Padre, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, nós estamos na tua chiesa, Pai. Siamo na tua chiesa che cerca a tua presenza, che cerca di più di te, Signore. Che cerca più di te, Signore, che cerca più di te. Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo.
meriti la nostra lode, tu meriti la nostra adorazione, Spirito. Tu meriti la nostra lode, la nostra adorazione. Non c'è un altro, non c'è un altro, non c'è un altro, non c'è un altro, non c'è un altro. Perché il leone di Giuda ha vinto per noi, il leone di Giuda ha vinto per noi, il leone di Giuda ha vinto per noi. Oh, santo, 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 santo. Se eu
profetizzo, Signore, su questo gruppo di lode, Signore. Io profetizzo su questo gruppo di danza. Io ti profetizzo, Signore. Io profetizzo, Signore, che saranno, Signore, come braccia vive in questa nazione, Padre. Io profetizzo, Signore, la tua presenza, Padre. Io profetizzo, Signore, la voglia di stare na tua presenza. Io profetizzo, Signore, più unzione. Io profetizzo più di te. Io profetizzo più unzione. Io profetizzo più di te. Io profetizzo più unzione. Io profetizzo, Signore, più del tuo Spirito Santo, più della tua presenza. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo Spirito. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo Spirito. Che sia oggi, sia adesso. Guarigioni, Signore, guarigioni per coloro che ci hanno bisogno, Padre. Miracoli, Signore, miracoli, Signore, miracoli, Signore. La tua presenza, Padre. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo Spirito. Che sia oggi, vieni versa. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo Spirito. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo Spirito. Oh Spirito Santo, amém. Signore, noi dichiariamo che noi siamo guariti, Signore. Noi dichiariamo, Signore, che noi siamo vivremo i tuoi miracoli nella nostra vita. Noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo che questa Chiesa è una benedizione per questa nazione, Signore. Questa Chiesa è una benedizione per questo luogo, Signore. Signore, questa Chiesa farà la differenza in questa nazione. In nome di Gesù, Padre. Gloria a Dio. Voi non immaginate quanto sia stato difficile per me e per l'Andrea stare a casa la settimana scorsa e quanto sia bello tornare oggi a lodare insieme a tutti quanti voi. E durante la lode io mi sono aggirato e ho visto le mani alzate di voi, miei fratelli, miei sorelle. Io mi sono veramente rallegrato nel Signore per ritornare a lodare insieme a voi. È bello vedere il culto da casa, la squadra di regia là dietro fa un grandissimo lavoro, è tutto bellissimo, fatto nel miglior modo possibile, ma stare qua riuniti in Cristo, stare qua è tutta un'altra esperienza, stare qua è tutto un altro spirito che possiamo sentire e possiamo condividere, e sono veramente contento di essere qua oggi, ritornati insieme a tutti voi ad adorare il nostro Signore. Facciamo un applauso al Signore per questo spirito che sta mandando questa sera in mezzo a noi. Potete sedervi 2 minuti, vi do qualche avviso per la prossima settimana. Allora, questa sera, partiamo già dagli avvisi di questa sera c'è la feijoada
che verrà consegnata, quindi chi ha prenotato la feijoada se la può già prendere questa sera. Chi non l'ha prenotata probabilmente ce ne sarà anche per chi non l'ha prenotata, quindi questa sera verrà consegnata la feijoada, ma non sarà la cucina di questa sera la cucina è in mano al gruppo della danza, quindi contribuite a benedire il gruppo della danza nella cucina di questa sera. Ci saranno hot dog, giusto? Ottimi hot dog. Domani alle 15:30 i teens saranno qua con il loro evento Good Time, mentre lunedì alle ore 15 ci saranno i giovani qua con l'evento Buona Visione. Sarà sicuramente qualcosa che parla di visione, come è stato annunciato anche la settimana scorsa. Invitiamo tutti i giovani a venire a questo evento. Mercoledì abbiamo la nostra preghiera che questa settimana sarà gestita dalla missionaria Sandra, dalla missionaria Marinei con tutto il gruppo delle donne, e dopo la preghiera c'è il nostro culto ricarica alle ore 8. Mentre giovedì abbiamo il nostro ritrovo uomini che sarà nuovamente qua nella zona centro alle ore 8. Abbiamo saltato il ritrovo uomini in zona lago, non temete voi del lago, perché possibilmente già in questa settimana arriveremo anche da voi, troveremo un giorno per venire a fare il ritrovo uomini anche da voi della zona del lago. Mentre l'ultimo avviso è per lunedì 2 maggio, quindi non questo lunedì che è il 25 aprile, ma il successivo che è il 2 maggio alle ore 8 ci sarà la riunione degli operai all'opera, che se leggiamo solo le iniziali viene fuori wow, quindi deve essere qualcosa di bellissimo. Amen. Questi sono gli avvisi di questa settimana. Io vi invito a alzarvi in piedi per fare una preghiera per le decime, per le offerte, e poi continuiamo ad adorare al nostro Signore. Il cooperatore Marcos ci ha rivelato qualche settimana fa che a lui piaceva tanto, quando era in Brasile nella sua chiesa, portare la sua offerta qua davanti. Si usava anche da noi una volta, no? Prima del Covid e tutte le restrizioni che abbiamo avuto, mettere la cassetta delle offerte qua davanti e venire a consegnare la nostra offerta al Signore. Questo mi ha fatto ripensare all'episodio di Genesi, quando Abramo, dopo aver sconfitto diversi re, trova il sacerdote Melchisedec, al quale consegna la prima decima della Bibbia. È Abramo che va da Melchisedec a portare questa sua adorazione. Io voglio invitarti questa sera, se possiamo oggi non fare il giro con le cassette, ma portare una cassetta qua davanti. Chiedo a qualcuno di aiutarmi. Lasciamo l'opportunità per le ragazze della danza di ballare, quindi mettiamola lì vicino alle sedie. Ma questa sera porta la tua adorazione all'altare, che non siano gli operai, i diaconi, i cooperatori, le diaconesse a passare in mezzo a voi, ma che siate voi a prendere la vostra offerta, che siate voi a prendere questa vostra forma di adorazione e consegnarla al Signore. Amen. Preghiamo insieme che il Signore possa ricevere questa nostra adorazione, che possa contribuire al meglio per quest'opera. Abbiamo tanti progetti, dobbiamo fare questo pavimento nuovo, perché ormai le ragazze vengono qua, lavano il pavimento, ma prima o poi questo colore andrà via. Vogliamo mettere un bel parquet per terra, vogliamo fare questo tetto, vogliamo fare tante cose in questo posto, perché sia un posto meraviglioso dove venire insieme a lodare il Signore. Quindi che tutto quello che verrà portato questa sera al Signore possa essere usato al meglio per la sua opera qua in mezzo a noi. Preghiamo insieme. Signore Gesù, sono felice, Signore, di essere tornato qua nella tua casa, Padre, insieme a questa mia famiglia, per lodarti, per adorarti, Dio. È una gioia che tu sai quanto mi riempie il cuore, quanto mi è mancata. E in questo momento, Signore, vogliamo portare a te questa nostra adorazione. Oggi la porteremo a te, la porteremo all'altare, Signore. Io ti chiedo
di benedirla, di consacrarla, Signore, di renderla un'offerta spirituale a te gradita, Signore, e che possa essere usata al meglio per questa Chiesa, che possa essere usata al meglio per questo luogo, per ogni famiglia che avrà necessità, Signore, che tutto quello che verrà depositato oggi nella tua casa possa essere per la tua gloria. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questo momento e continua a benedire questo culto. Amen. Tu sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Alza la tua mano al Signore e dichiara: tu sei fedele, Signore, tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei
Quante parole ci sono già state dette, vero? Quante parole qualcuno ti ha già detto, quante parole, quante promesse da parte di Dio, quante promesse che un giorno Lui ti avrebbe alzato, che avrebbe fatto questo e quello, che ti avrebbe portato di qua e di là, che avrebbe fatto questo nella tua casa, nella tua vita, nel tuo lavoro. Quante promesse, quante parole che abbiamo custodito nel nostro cuore. E molte volte dovete sapere che per le promesse ci vuole tempo. Le promesse non arrivano da un momento all'altro. E molte volte il nostro cuore non ce la fa. Il nostro cuore non resiste il tempo di Dio. No, ma Dio, il mio cuore vuole adesso, io voglio adesso. Dio, perché così tanto? Perché ci metti così tanto? Perché tu mi hai abbandonato? Perché non sei con me? Perché questo non succede? Io voglio dirti che stai tranquillo, metti il tuo cuore in pace, perché ciò che Dio ha detto è fatto. La Bibbia dice che Dio non è uomo perché menta, né figlio dell'uomo perché faccia un passo indietro, perché cancelli ciò che Lui ha detto. Quindi se Lui ha promesso, basta, è già lì. E non importa se ci metterà un giorno, una settimana, un anno, 10 anni, succederà. E tu vivrai il miracolo della tua vita. Tu vivrai nella tua casa la benedizione del Signore. Alleluia. E in questo momento io voglio che tu faccia un atto profetico. Metti la mano nel tuo cuore in questo momento. Dio, dammi un cuore che non cede davanti all'attesa. Dammi un cuore che non teme l'attesa delle tue promesse. Dammi una fede che continua a crescere, che continua, Padre, a sperare in te. Dammi un cuore, Padre, un cuore che sopporta tutto, un cuore che può credere ancora che tu sei Dio. Cantiamo, dammi un cuore. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme. Questo sulla tua vita. Dio, dammi un cuore che non cede, che non teme. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Amen, alleluia. Tu puoi fare un applauso al Signore, amen. Prima di passare alla parola del pastore, volevo solo dire una cosa su domani, che la Melia mi stava fulminando con gli occhi. Domani non sarà un incontro normale, sarà un culto dei teens. Ci sarà un teens che predicherà, ci sarà un teens che loderanno. Io invito tu mamma, io invito tu papà, di venire ad adorare, di vedere i vostri figli che adorano il Signore. Quanto è importante che noi guardiamo i nostri figli che adorano il Signore. È una gioia, non sapete che gioia che è. I nostri figli sono nella casa del Signore. E è un compito noi di dire, guarda figlio, vai. I nostri figli sono come delle frecce nelle nostre mani. Come delle frecce nelle nostre mani. E che noi dobbiamo impulsionare, inviarli. E quindi vi invito ad essere qua domani, a sedersi e ascoltare la parola di Dio tramite un Teams, a ascoltare una lode tramite un Teams, a pregare per loro, intercedere per questo culto domani. Se tu non hai un figlio che è un Teams, vieni intercedere per questo culto. Amém? Eu credo che sarà una potenza di Dio in questo culto. Amen. Potete sedervi?
Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Osea, grazie Sandro, al capitolo 11. Osea, capitolo 11. Leggerò dal versetto 1 in avanti. Amen. Dice così: quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baal, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Fino a qua. Preghiamo. Signore Gesù, siamo qua questa sera per ricevere qualcosa da te, Signore, qualcosa che ci possa nutrire. E io lo so per primo, Signore, che tu non hai niente, Signore, che io non ho niente da dire a questa Chiesa, ma che soltanto tu, Signore, puoi riempire le nostre vite, le nostre anime con parole di vita eterna. Per questo io ti chiedo di sentirti libero, Padre, di ministrare tutto ciò che tu vuoi a questi tuoi figli, che veramente possiamo uscire di qua rinnovati questa sera, che possiamo uscire di qua diversi, più consapevoli, Signore, di chi tu sei per le nostre vite. Nel nome di Gesù benedici questo momento. Amen. Amen. Quello di cui volevo parlarvi oggi, penso che l'unzione in questa chiesa è tutta nelle ultime 3 file, o no? C'è un buco qua di 4 file di sedie. Amen. Adesso il condizionatore non va più là, quindi non c'entra più la scusa del condizionatore. Quello di cui volevo parlarvi questa sera è dell'effetto di essere figli di Dio, di alcuni degli effetti dell'essere figli di Dio. E questo versetto ci parla, comincia così: quando Israele era fanciullo io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Chi sono i figli di Dio? Non tutti sono figli di Dio. Non tutte le persone al mondo esistenti oggi sono figli di Dio. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 c'è scritto che a coloro che lo hanno ricevuto Lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi no, non tutte le persone sono figli di Dio, ma noi, lo spero, che tutti quanti noi siamo figli di Dio. Tutti noi cristiani siamo figli di Dio, tutti noi che abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita come nostro Salvatore e soprattutto come nostro Signore, siamo figli di Dio. Ma nella parola di Dio ci sono 3 persone, se possiamo dire così, che vengono chiamate figli di Dio. La più antica, cronologicamente parlando, di queste persone sono gli angeli. Nel libro di Giobbe e in altre parti della Bibbia gli angeli vengono chiamati i figli di Dio. Solo che, come ci è stato saggiamente insegnato nella lezione di lampada di giovedì, per chi c'era, dal pastor Sergio, che ha ministrato una bellissima lezione su angelologia, ovvero la dottrina degli angeli, gli angeli sono creature di Dio.
sono figli di Dio come noi siamo figli di Dio, ma gli angeli sono creati da Dio, mentre gli uomini sono formati da Dio. Gli angeli sono creati, gli uomini, noi siamo formati da Dio. L'Andrea ha parafrasato ieri sera per me questa spiegazione del pastor Sergio in un modo bellissimo, ovvero dicendo che gli angeli sono come delle macchine, come dei robot, possiamo dire, creati da Dio, ma mentre noi uomini siamo come quando una mamma ha in grembo un feto, ha in grembo un bambino e il bambino si forma nel grembo della madre, le ossa crescono, i muscoli crescono, gli organi crescono. Quindi noi siamo formati in questo modo da Dio e per questo probabilmente siamo così preziosi agli occhi di Dio. La parola di Dio ci dice che noi siamo preziosi ai suoi occhi. Lui ci ama perché Lui ha visto formarci, Lui ci ha visti formare, Lui ci ha visti crescere come un figlio che cresce nel grembo della madre. Quindi il primo di questi 3 figli di Dio sono gli angeli. Il secondo, sempre cronologicamente parlando, di questi figli di Dio è il popolo di Israele. In Esodo capitolo 4 versetto 22, quando Mosè cerca di convincere il faraone a far uscire i figli di Dio dal paese d'Egitto, parla appunto di figli di Dio. Dio chiama il popolo di Israele i miei figli, il mio figlio primogenito in realtà. E poi questo figlio di Dio rivolto al popolo di Israele viene ripreso qua in Osea al capitolo 11, dove abbiamo appena letto: io chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Questo mio figlio è rivolto al popolo di Israele. La terza persona che intende i figli di Dio siamo noi cristiani, siamo noi che abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita. Noi siamo i figli di Dio oggi. La Bibbia ci insegna una parola che è la tipologia. L'abbiamo studiata anche questa in Lampada, se vi ricordate. Cos'è la tipologia? È una persona o un oggetto o un concetto del passato che personifica o esemplifica qualcosa del futuro. La rendo più semplice. La tipologia più conosciuta è quella rivolta a Gesù Cristo e ci sono vari tipi di Gesù Cristo nell'Antico Testamento. Il primo tipo di Gesù Cristo che noi possiamo vedere nell'Antico Testamento è l'Arca di Noè. L'Arca di Noè è probabilmente il primo tipo di Gesù. Perché? Perché l'Arca di Noè è lo strumento usato da Dio per salvare l'umanità al tempo del diluvio. Vi ricordate la storia del diluvio universale? Dio dice a Noè: costruisci quest'arca, salite sopra voi con ogni coppia di esseri viventi. Attraverso quest'arca Dio salva l'umanità. Allo stesso modo, attraverso Gesù Cristo e attraverso il suo sacrificio sulla croce, Dio salva l'umanità. Per questo l'arca di Noè è un tipo di Cristo. Un altro tipo di Cristo è Mosè. Come Mosè fu usato da Dio per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, Gesù fu usato da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù del peccato e della morte. Un altro tipo di Cristo è la roccia da cui sgorgò l'acqua nel deserto, perché come da quella roccia sgorgò l'acqua nel deserto, così da Gesù Cristo sgorga l'acqua di vita eterna. Questo ci dice lo stesso Gesù in Giovanni al capitolo 4, finché parla con la donna samaritana. Esistono quindi vari tipi di Cristo, ma non esistono solo tipi di Cristo. Il popolo di Israele, che qua è chiamato figlio di Dio, è un tipo di noi cristiani oggi. E per questo tutto quello che abbiamo letto in questi primi 3-4 versetti del capitolo 11 di Osea si riferisce a noi. Perché il popolo di Israele è un tipo di noi cristiani di oggi. Prima di tutto, l'abbiamo già detto, è chiamato figlio di Dio. Come noi oggi siamo figli di Dio, Israele anche è figlio di Dio, è il figlio primogenito di Dio. Qual è un'altra motivazione per il quale possiamo capire che Israele è un tipo di noi cristiani di oggi? Come possiamo capire che Israele siamo noi oggi? Vi ricordate come è nato il popolo di Israele? Abramo ebbe 2 figli. Il primo figlio si chiamava Ismaele e Ismaele fece nascere la discendenza di quelli che oggi sono i musulmani, tra virgolette. Il secondo figlio è Isacco. Isacco ebbe 2 figli, il primogenito Esaù, il secondogenito Giacobbe.
Stranamente, solitamente il primogenito, no? Colui che aveva la primogenitura, aveva la grazia più importante nella famiglia, ma non in questa famiglia. In questa famiglia Giacobbe ebbe la grazia maggiore e dal popolo di Giacobbe nasce poi il popolo di Israele. Giacobbe cambia il nome in Israele e da lì nasce tutta la generazione, la discendenza del popolo di Israele. Lo stesso vale per noi oggi. Dio aveva un popolo prescelto, ovvero il popolo di Israele. Ma il popolo che ha trovato maggior grazia agli occhi di Dio non è il popolo di Israele, è il popolo dei cristiani di oggi. Perché la grazia maggiore, quella di Gesù sulla croce, è stata fatta per noi che non eravamo in quella scelta iniziale, che noi che non eravamo in quella scelta fatta attraverso Abramo e poi Isacco e poi Giacobbe. Per noi è stata la grazia maggiore attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi noi siamo, tra virgolette, i secondogeniti, come Giacobbe e il popolo di Israele fu il secondogenito allora. Un altro motivo per il quale noi possiamo vedere che il popolo di Israele è un tipo di noi di cristiani di oggi, lo ricaviamo sempre da Giacobbe. Prima che Giacobbe potesse diventare il popolo prescelto, ovvero il popolo di Israele, Giacobbe ha dovuto cambiare nome. Prima Giacobbe si chiamava Giacobbe, ovvero ingannatore. Dopodiché Dio diede a Giacobbe il nome di Israele. Solo attraverso un cambio, solo attraverso una nuova vita in Giacobbe, Giacobbe è potuto diventare Israele. Così anche noi oggi, se noi oggi vogliamo essere adottati da Dio, vogliamo diventare figli di Dio, noi dobbiamo prima diventare nuove creature. Quando Gesù parla con Nicodemo, Nicodemo viene a interrogarlo e gli dice: noi vediamo che tu sei un profeta che viene da Dio per i grandi segni e le cose che fai. Gesù risponde: in verità ti dico che per vedere il regno di Dio tu devi nascere di nuovo. Per vedere il regno di Dio noi dobbiamo diventare nuove creature. Per essere figli di Dio noi dobbiamo diventare nuove creature. In 2 Corinzi c'è scritto così: se dunque uno è in Cristo è nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Un altro motivo per il quale noi possiamo vedere che Israele di allora siamo noi oggi è proprio questo. Prima che Israele diventasse Israele è dovuto diventare una nuova creatura. Prima che tu potessi diventare un figlio di Dio, sei dovuto diventare una nuova creatura. Prima che tu accettassi Gesù nella tua vita, tu eri come un Giacobbe. Dopo che tu hai accettato Gesù nella tua vita, tu sei diventato come un Israele. Hai cambiato vita, sei diventato una nuova creatura. Ci sono molteplici cose per le quali noi possiamo vedere che il popolo di Israele è un tipo di cristiani di oggi. È una tipologia di cristiani di oggi. Una, se ancora vogliamo citarla, è il fatto che il popolo di Israele, dopo che uscì dall'Egitto, dopo che vide miracoli e miracoli da parte di Dio in mezzo a loro, Israele continuava a lamentarsi, Israele continuava a ribellarsi. E questo non è quello che facciamo anche noi oggi. Dopo che noi siamo stati salvati, dopo che noi abbiamo visto le grandi cose che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, ancora dopo di tutto questo noi abbiamo ancora il coraggio di lamentarci di Dio. Tante volte noi abbiamo ancora il coraggio di dire a Dio: perché mi fai questo, perché mi succede questo, di dare a Dio colpe che Lui probabilmente spesso non ha, ma che spesso siamo noi stessi ad avere. Questo è un altro motivo, un'altra cosa che ci può paragonare a Dio, al popolo di Israele. Tante volte noi dobbiamo lasciare i nostri sogni, come il popolo di Israele lasciò i suoi sogni per seguire Dio, e diciamo: Dio, tu mi hai tolto i miei sogni, Dio, tu mi hai tolto i miei desideri, Dio, tu mi hai tolto quello che volevo perseguire nella mia vita, ma non ci accorgiamo di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Tu forse avevi altri progetti per il tuo futuro, tu forse oggi, 5 anni fa, non pensavi che saresti stato in una chiesa evangelica il sabato sera del 2022, ma tu oggi sei qua. E tante volte noi pensiamo: se io non avessi fatto questa scelta, io oggi sarei ricco, io oggi sarei famoso, io oggi avrei questo, senza vedere quello che in realtà noi abbiamo attraverso la scelta che abbiamo fatto, attraverso il Dio che ci ha concesso.
senza vedere che noi oggi abbiamo una famiglia solida, una famiglia felice, una famiglia in cui i figli sono figli che seguono le vie cristiane, senza vedere tutto quello che noi possiamo fare nel nostro lavoro, che noi abbiamo nel nostro lavoro, senza vedere tutto questo. Tante volte noi ci lamentiamo di ciò che abbiamo dovuto lasciare, ma non vediamo tutto ciò che abbiamo guadagnato. Questo era quello che faceva il popolo di Israele quando diceva: sarebbe stato meglio per noi non uscire mai dall'Egitto. Ma il popolo di Israele arrivò nella terra promessa. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori dall'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato a Baal, hanno bruciato incenso e immagini scolpite. Un effetto del diventare figli di Dio, perché come ho detto, quello che c'è scritto qua, essendo riferito a Israele, e Israele è un tipo di cristiani del giorno d'oggi, ovvero un tipo di noi, quello che c'è scritto qua vale per noi. E uno degli effetti di questo essere figli di Dio è il fatto che Dio ci chiama. Che Dio ci chiama. Abbiamo appena letto: quando Israele era fanciullo io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Che cosa vuol dire che Dio ti chiama? Che cosa vuol dire che Dio ti chiama? Tu pensi che Dio ti chiama per chiederti come stai? Tu pensi che Dio ti chiama per chiederti dove sei? Vi ricordate Genesi, quando Adamo ed Eva peccarono? Appena hanno peccato si sono accorti che erano nudi, si sono coperti con delle foglie di fico. Dio è sceso nel giardino dell'Eden. Adamo ed Eva si erano nascosti a sentire la sua voce e Dio diceva: Adamo, Adamo, dove sei? Voi pensate che Dio non sapesse dove era Adamo? Dio è onnisciente. Uno degli attributi incomunicabili di Dio è l'onniscienza, ovvero Dio sa benissimo tu dove sei, Dio sa benissimo tu come stai. Se Dio ti sta chiamando non è per chiederti come stai. Questo non vuol dire che Dio non ti ama, non vuol dire che Dio non si preoccupa con te, ma perché Dio sa già come tu stai e sa già ciò di cui hai bisogno. Dio sa già queste cose qua e non gli serve chiedertelo, Dio lo sa già. Quando Dio ci chiama non è tanto per chiederci qualcosa, ma è per avere una risposta da parte nostra. Non è tanto per chiederti qualcosa, ma è per avere una risposta da parte nostra. E per una risposta intendo un'azione da parte nostra. In 2 Timoteo capitolo 1 versetto 9 c'è scritto così: Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma del suo proposito. Quando Dio ci chiama, Lui ci fa una santa chiamata. E la santa chiamata di Dio non implica che ci sta chiedendo come stai, dove sei e tutte queste cose che Lui sa già. La santa chiamata di Dio implica una risposta, un'azione da parte nostra. E allora qual è questa santa chiamata che Dio ci rivolge non per opere, ma per proposito? Perché Dio non ci chiama per opere, Dio non ci chiama se noi siamo bravi, Dio non ci chiama se noi siamo belli, Dio non ci chiama se siamo grandi predicatori, Dio non ci chiama se siamo bravi a cantare, Dio non ci chiama se siamo. Dio ci chiama per quello che Lui vuole che diventiamo. Dio non ti chiama per ciò che tu sei, Dio non ti chiama per opere, Dio ti chiama per proposito. Dio non ti chiama per chi tu sei, Dio ti chiama per chi Lui vuole che tu diventi. Perché quando tu accetti la sua chiamata, tu diventi una nuova creatura. Perché quando tu diventi figlio di Dio, tu diventi una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E allora cos'è questa santa chiamata? Io ti invito a aprire la Bibbia, Fabio lo metterà anche qua, in Colossesi al capitolo 3. Dal versetto 5 in avanti, dice così: fate dunque morire ciò che è in voi, ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia,
che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, e così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Questa è la santa chiamata di Dio. Lasciare da parte fornicazione, lasciare da parte impurità, lasciare da parte passioni, lasciare da parte desideri cattivi, lasciare da parte la cupidigia, che è idolatria. Non solo questo, ma anche ira, collera, malignità, calunnia. Tutto questo è la santa chiamata di Dio, quello che noi siamo chiamati a fare, quello che Dio ci chiama ad agire. Non è finito. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri, perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori, e siate riconoscenti. La chiamata di Dio implica di lasciare tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Se non siete riusciti a seguirle, vi consiglio di andare a leggerle anche dopo a casa. Colossesi capitolo 3 dal versetto 5 al 17. Di lasciare da parte tutte quelle cose, ma di invece prendere queste altre cose. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, che è vincolo della perfezione, e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati ad essere un solo corpo, regni su di voi. Qual è la santa chiamata di Dio? È tutta questa. Ma io di solito ho sentito che la chiamata di Dio è quella di predicare il Vangelo. Quello che c'è scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, andate per il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzata nel Padre, il Figlio e nello Spirito Santo. È giusto, ma in che modo puoi predicare il Vangelo? In questo modo. Se tu non lasci da parte fornicazioni, impurità, passioni, desideri, ira, calunnia, malignità, e non ti vesti di tutte queste altre cose che abbiamo detto, ovvero misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza, eccetera, eccetera, tu non puoi predicare il Vangelo. La chiamata di Dio è quella di predicare il Vangelo, è quella di fare discepoli, battezzarli, sì, è questa. Questa è la santa chiamata di Dio. Ora, come applicare la santa chiamata di Dio? Colossesi 3, dal versetto 5 al 17. Lasciare da parte tutte queste cose e vestirci di tutte quelle altre. Questo è il modo di vivere la santa chiamata di Dio. Dio non ti chiama per sapere come stai, Dio lo sa già e si preoccupa per questo. Dio ti chiama per avere un'azione da parte tua, e l'azione da parte tua è la sua santa chiamata. Per vivere la sua santa chiamata applica queste cose. Egli è stato chiamato ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baal, hanno bruciato incenso, immagini scolpite. Io insegnai ad Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guidarli. Io insegnai ad Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guidarli. Il secondo effetto della chiamata di Dio nelle nostre vite, dell'essere figli di Dio, il primo effetto è la sua chiamata. Quando tu diventi figlio di Dio, Dio ti chiama per portare frutti, ti chiama per vivere questa santa chiamata, per fare discepoli in questo modo. Il secondo effetto dell'essere figli di Dio è quello che Dio ti insegna.
Io insegnai ad Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia. Il secondo effetto dell'essere figli di Dio è quello che Dio ti insegna. Dio non ti lascia andare in questa camminata senza che Lui ti sorregga. Dio non ti lascia andare in questa camminata senza che tu non sappia come fare. E a volte gli insegnamenti di Dio possono sembrare duri. A volte gli insegnamenti di Dio possono non piacerci. Dio, per correggere Davide, ha dovuto fargli morire un figlio. A volte gli insegnamenti di Dio possono non piacerci, ma dal giorno in cui a Davide è morto quel figlio, Davide è diventato un'altra persona. Dio non ti lascia da solo in questa camminata. Dio ti aiuta, Dio ti insegna. È interessante che qua il profeta Osea, sotto dettatura, sotto ispirazione da parte di Dio, parla di Efraim. Io insegnai ad Efraim. Chi è questo Efraim? Efraim è una delle 12 tribù di Giuda. Le 12 tribù di Giuda sono composte dai 12 figli di Giacobbe, meno 2. 2 dei figli di Giacobbe non fanno parte delle 12 tribù di Giuda, ma solo 10. Le ultime 2 tribù di Giuda prendono il nome dai 2 figli di Giuseppe. Manasse, il primogenito, Efraim, il secondogenito. Ovvero nelle 12 tribù di Giuda, la tribù più giovane è quella di Efraim. Oggi noi siamo la tribù più giovane del regno di Dio. Oggi noi che viviamo su questa terra siamo i più giovani dei figli di Dio. Tutti quelli che sono passati negli anni scorsi, negli anni passati, nelle decade, nei secoli passati, nei millenni passati, sono tribù più anziane. Noi possiamo reputarci la tribù di Efraim, la tribù più giovane del regno di Dio oggi su questa terra. E a noi è rivolta questa parola: Dio ti insegna. Dio ti insegna, Dio non ti lascia da solo. E anche se a volte il suo insegnamento potrebbe non piacerti, accetta l'insegnamento di Dio nella tua vita. Anche se a volte l'insegnamento di Dio può essere un deserto, accetta l'insegnamento di Dio per la tua vita. Perché in molti non hanno accettato l'insegnamento di Dio e oggi non sono qua a raccontare le grandi testimonianze che Dio ha fatto nella sua vita. Se tu vuoi arrivare come il popolo di Israele a vivere la terra promessa, accetta l'insegnamento di Dio nella tua vita. Israele nel deserto non ha accettato l'insegnamento di Dio. Per 40 anni hanno camminato e tutte quelle generazioni che sono uscite dal paese d'Egitto non sono arrivate nella terra promessa. Chi è arrivato nella terra promessa non era nato il giorno prima di entrarci. Ascolta, chi è arrivato nella terra promessa non era nato il giorno prima di entrarci. Non è che tutti quelli che sono entrati nella terra promessa avevano un giorno di vita. No, avevano più di un giorno di vita, ovviamente. Eppure tutti quelli sono entrati perché hanno accettato l'insegnamento di Dio nel deserto, mentre tutti coloro che erano partiti dall'Egitto non hanno accettato l'insegnamento di Dio nel deserto. Vuoi vedere la terra promessa? Accetta l'insegnamento di Dio. Per quanto possa essere duro, per quanto possa essere nel deserto, Dio ti sta sorreggendo dalle braccia. Se vuoi vedere la tua terra promessa, accetta l'insegnamento di Dio. Questo è uno degli effetti dell'essere figli di Dio. Dio ci insegna. Parlerò velocemente dell'ultimo effetto che vediamo nel capitolo 4. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Io li attiravo con corde umane. Un altro effetto del diventare figli di Dio è che Dio ti attira a sé. Dio ti attira a sé. In Giovanni 6,44 c'è scritto così: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Sapete cosa vuol dire attirare qualcuno? È un po' come tirare la corda, no? Avete mai giocato al gioco di tirare la corda? Se tu tiri la corda contro qualcuno, il momento in cui hai vinto è quando quel qualcuno è attaccato a te. Quando tu tiri la corda e qualcuno dell'altro capo è attaccato a questa corda, a un certo punto arriverai che lui è attaccato a te. Siamo d'accordo? Avete capito quello che sto cercando di dire? Io tiro
a un certo punto non c'è più corda, Lui è arrivato qua. Quello che Dio fa nella nostra vita nel momento che noi diventiamo Suoi figli è attirarci a Lui, è farci stare vicino a Lui. E c'è un motivo ben specifico se Dio vuole che noi ci avviciniamo tanto a Lui. E questo motivo è che non vuole che il nemico possa attaccare la nostra vita. Dio vuole che noi stiamo vicino a Lui per vivere il meglio che Lui possa darci, senza che il nemico possa attaccare la nostra vita. In Genesi c'è un episodio in cui Abele e Caino decidono di fare un'offerta a Dio. Conosciamo probabilmente tutti questa storia. Dio guarda con favore l'offerta di Abele, ma non guarda con favore l'offerta di Caino. Cosa succede? Caino si arrabbia. Caino chiama Abele e gli dice: Abele, vieni qua nei miei campi che voglio farti vedere una cosa. Quando Abele arriva nel campo di Caino, Caino uccide Abele. Vi ricordate questa storia? La cosa molto interessante è che Caino non va nell'allevamento di Abele. Abele era un allevatore, mentre Caino coltivava i campi. Caino non va nell'allevamento di Abele per uccidere Abele. Caino chiama Abele nel suo campo e nel suo campo lo uccide. Il nemico non ti può toccare se tu sei vicino a Dio. Il nemico per toccarti deve chiamarti nel suo campo. Non ascoltare la chiamata del nemico. Dio vuole che tu stai vicino a Lui, perché se sei vicino a Lui il nemico non ti può toccare. Il nemico ti può toccare solo quando tu decidi di andare nel campo del nemico. Avete capito questa cosa, vero? Il nemico ti può toccare solo se tu decidi di andare nel campo del nemico, ma Dio ti attira a sé. Uno degli effetti di essere figli di Dio è che Dio ti attira a sé e solo tu puoi resistere alla chiamata dello Spirito Santo. In Genesi al capitolo 6 c'è scritto: Dio dice: il mio spirito non continuerà a contendere con l'uomo, ovvero lo spirito di Dio continua ad agire in nostro favore, lo spirito di Dio continua ad attirarci verso Dio. Dio ci fa vedere le grandi cose che Lui può fare nella nostra vita, Dio ci fa vedere cure, ci fa vedere guarigioni, Dio ci fa sentire la Sua presenza. Ma siamo noi a decidere se ascoltare questo spirito o contendere con questo spirito. Se noi contendiamo, se noi facciamo guerra a questo spirito, noi ci allontaneremo dalla presenza di Dio. E una volta che noi siamo lontani dalla presenza di Dio, Caino ci può colpire, ovvero il nemico ci può uccidere. Se noi restiamo nella presenza di Dio, dove Dio ci vuole condurre, allora lì saremo salvi. Il giorno in cui Gesù è morto, sto già per finire, anzi, se volete alzarvi in piedi poi faremo una preghiera, può venire su il gruppo di lode, prego. Il giorno in cui Gesù morì sulla croce e si sacrificò per noi, visto che non ho partecipato al culto della Pasqua la settimana scorsa, parliamo anche di questo. È stata una grande benedizione la predica di Sandro la scorsa settimana. Ma il giorno in cui Gesù è morto per noi, il giorno in cui Gesù ha compiuto questa sua missione, è successa una cosa, ovvero nel Tempio il velo che separa il Santo dei Santi si è strappato dall'alto verso il basso, ovvero questa cortina, questo velo non c'era più nulla che separava la parte della presenza di Dio dalla parte in cui stava l'uomo, non c'era più nulla che separava questo. È interessante di come i sacerdoti potevano entrare alla presenza di Dio. Ci ha insegnato questo il pastor Paolo Cesar Souto quando è venuto, finché eravamo in macchina io e Giacomo che lo portavamo. Ci ha insegnato in che modo i sacerdoti potevano entrare nel Tempio, quando dovevano entrare a fare il loro turno nel Tempio. Quando i sacerdoti entravano nel Tempio, prima di entrare dovevano lavarsi e essere unti. Dovevano lavarsi e essere unti prima di cominciare il servizio alla presenza di Dio. Lavarsi vuol dire purificarsi, essere unti vuol dire santificarsi. Dio ti sta attirando a sé, ma vuoi sapere qual è il segreto per restare alla sua presenza? Vuoi sapere qual è il segreto per restare nel Santo dei Santi? Che oggi la cortina è strappata, oggi tu ci puoi entrare quando vuoi. Prima di entrare nel Santo dei Santi, purificati e santificati. Dio ti sta attirando a sé. Uno degli effetti dell'essere figli di Dio è questo: Dio ti attira a sé.
ma se tu vuoi restare alla sua presenza, devi fare come i sacerdoti che entravano a prestare servizio nel tempio. Prima ti devi purificare, poi ti devi santificare, ovvero prima devi liberarti da ogni tuo peccato, prima devi purificarti da ogni tua via malvagia e dopo devi santificarti, ovvero dire: Dio, io separo ogni mio servizio per te. Dio, io separo ogni cosa che faccio per te. Dio, io non sono più di uso comune, ma solo tu ti puoi usare di me. Io dichiaro che sono tuo figlio, io dichiaro che sono tuo servo. Fai di me ciò che vuoi. Amen. Questi sono alcuni degli effetti dell'essere figli di Dio, che noi possiamo ricordarci di questi effetti, che noi possiamo ricordarci che abbiamo una santa chiamata e viverlo ogni giorno, che noi possiamo ricordarci di tutto ciò che Dio ci ha ministrato questa sera, che possiamo ricordarci che Dio ci insegna e che ci insegna per farci entrare nella terra promessa, che noi possiamo ricordarci che Dio ci attira e ci attira perché vuole il meglio per noi, ma per restare nella sua presenza noi dobbiamo purificarci e santificarci. Amen. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo questa sera, Signore, per tutto quello che tu hai ministrato nelle nostre vite, e io ti chiedo, Padre, che questa parola possa mettere radici dentro ognuno di noi. Signore, nel nome di Gesù io ti chiedo veramente, Signore, che ogni mio fratello, che ogni mia sorella possa, Signore, essere cosciente, sapere bene che cosa vuol dire essere tuo figlio, Signore, che cosa sono gli effetti dell'essere tuo figlio. Che tu, Signore, non ci lasci soli, ma che tu ci insegni, Padre, ogni passo che noi dobbiamo percorrere in questa camminata. Che noi sappiamo, Signore, che tu ci attiri a te, Signore, perché tu vuoi il nostro bene, perché tu vuoi il meglio per noi e non vuoi che il nostro nemico ci trovi impreparati. Signore, io ti chiedo che ognuno di noi possa vivere la tua chiamata, la tua santa chiamata, che è quella di lasciare da parte, Signore, ogni parte della vita peccaminosa e di vivere in misericordia, in santità, in benevolenza, in pazienza, amando e perdonando i nostri fratelli, ricordandoci che siamo uno in Cristo. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questa Chiesa e che possa vivere una settimana benedetta, sapendo che in ognuno di noi è tuo figlio e che tu ci proteggi e ci ami. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ognuno di noi. Amen. Amém. Vai para um aplauso, Signore? Siccome c'era scritto nei banner, dobbiamo dire che oggi doveva essere con noi qua l'evangelista Samuel. Vi ricordate che c'era scritto nei banner, però lui non sta alle 6 di pomeriggio. Ha chiamato Enrico dicendo che non poteva venire perché non stava bene. E Enrico mi ha chiamato e ha detto 7:30, ha detto: sto andando in chiesa, sto preparando la parola mentre sto andando in chiesa. E io aspettavo che lui arrivasse qua e gli dicessi tipo un salmo e parlasse del salmo. Ma Dio ha dato una grande parola a lui, gloria a Dio per questo, gloria a Dio perché è un Dio che agisce, amen? E volevo chiedere se sei felice. Sei felice? Sei gioioso alla presenza del Signore? Forse tu non hai salutato il tuo fratello, forse tu non hai uscito dal tuo posto. Io non volevo finire e cantare una canzone lenta, ma io volevo cantare una canzone gioiosa. Non so ancora la canzone che canteremo, però io volevo che mentre noi canteremo questa canzone tu uscissi dal tuo posto, salutassi il tuo fratello, adorassi Dio insieme a lui, abbracciassi il tuo fratello per quello che si può. Ma io vorrei che tu non uscissi di qua senza avere questa comunione, questa gioia, questa allegria. C'è il nostro fratello Giulio oggi che riesce a venire, non riesce a venire molto spesso, ma oggi è qua, gloria a Dio per la sua presenza oggi. Quindi andate a salutare i fratelli che noi non avete visto questa settimana. Amen? 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 Facciamo senza l'introduzione. Amen? È l'ultimo momento qua, ha cambiato la canzone. Amen? Adorando Re.
Dobbiamo essere con gioia, con allegria, con forza. L'allegria del Signore è la nostra forza, amen? Uma nova história voglio scrivere. Più avanti andrò perché mi fido di te. Se in mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me. Allora ballerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò ad ora dire. Allora ballerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò ad ora dire. Una nuova storia voglio scrivere. Io avanti andrò perché mi fido di te. E se in mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me. Allora ballerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò ad ora dire. Allora ballerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò ad ora dire. In mezzo alle mie difficoltà tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei por onde dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei por onde dançando em sua presença. Allora ballerò, allora ballerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò ad ora dire. Allora ballerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò ad ora dire. Alleluia! Cantate così! Allegria
forza. Puoi cantare così? L'allegria del Signore è la nostra forza. Canci l'allegria del Signore è la nostra forza. Dichiari così: l'allegria del Signore è la nostra forza. Alleluia! L'allegria del Signore è la nostra forza. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni questa settimana? Nessun compleanno? Tutti a settembre i nostri compleanni. Amen. Allora possiamo benedire la vostra vita, benedire le nostre vite, le vite di tutti quanti noi, delle persone che non sono potute venire oggi, che le nostre preghiere possono veramente farci ricordare che siamo uni in Cristo. Quando tu preghi, prega per il tuo fratello. Quando tu preghi, prega per quella famiglia che non è venuta in chiesa oggi. Quando tu preghi, prega per tutte quelle persone che magari non vediamo tanto, con le quali magari non parliamo tanto, ma se siamo uno in Cristo è questo che noi dobbiamo fare. Amen. Che Dio possa benedire la tua vita, che Dio possa benedire la tua settimana, che sia una settimana piena di questa allegria del Signore che è la nostra forza. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi. E insieme possiamo dire Amen. Che Dio benedica tutti quanti noi in nome di Gesù. C'è la cucina della danza, non andate via, comprate anche la feijoada.